Giornale radio della Puglia. Assalto a un tir sulla strada per Corato, la merce rubata da 3 malviventi armati, a volto coperto, il conducente incappucciato e lasciato nelle campagne. A Taranto fino a domenica la settimana sociale dei cattolici dedicata ad ambiente e sviluppo. Papa Francesco chiede coraggio, è il momento della svolta. Ex Ilva, il tribunale ordina il dissequestro dell'altoforno 2, la requisizione nel 2015 dopo la morte di un operaio investito da una fiammata. Covid, la Puglia supera quota 6 milioni di dosi somministrate, Lopalco continuate a vaccinarvi, via libera al vaccino antinfluenzale in farmacia. Sono le 7:18 di venerdì 22 ottobre, buongiorno e benvenuti al giornale radio della Puglia. Danilo Giannese in studio, in regia c'è Alessandro Grasso. Cominciamo dalla cronaca. Confiscato un patrimonio del valore di oltre 50 milioni di euro ad un imprenditore ravennate vicino alla criminalità organizzata foggiana. L'uomo nel 2012 era stato coinvolto nell'operazione Bacchus coordinata dalla DDA di Bari, subendo la condanna della Corte d'Appello a 4 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e a reati fiscali. Nella tarda serata di ieri 3 persone armate di pistola e con il volto mascherato hanno rapinato un tir che trasportava generi alimentari sulla provinciale 231 all'altezza di Corato. I 3 hanno intimato all'autista di scendere dal mezzo e salire sulla loro vettura. L'uomo è stato incappucciato e dopo pochi chilometri percorsi in auto lasciato nelle campagne di Ruvo di Puglia. Voltiamo pagina e ci spostiamo a Taranto. Fino a domenica la città dei due mari, grande protagonista degli eventi della settimana sociale dei cattolici. Ambiente, lavoro e futuro, i temi al centro degli incontri, e per l'apertura dei lavori è arrivato il messaggio di Papa Francesco. Sentiamo. Il pianeta che speriamo grida già sin d'ora stili di vita rinnovati, in cui ambiente, lavoro e futuro non siano in contrapposizione tra loro, ma in piena armonia. Non bisogna mai dimenticare che tutto è connesso. Solo rispettando il pianeta e tutti quelli che vivono sulla Terra si potrà salvare il mondo. Il messaggio inaugurale della 49esima settimana sociale della CEI, in programma a Taranto fino a domenica 24 ottobre, arriva direttamente da Papa Francesco. Una direzione impressa a tutti i momenti dell'evento, dai confronti tra gli attori politici, economici e sociali che stanno guidando la ripartenza dopo l'emergenza Covid, fino alla valorizzazione delle buone pratiche sul territorio, voluta direttamente da Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del comitato scientifico e organizzatore della settimana sociale. In questa settimana sociale ci saranno le buone pratiche che indicano che la speranza è possibile. Una città che sta cambiando volto in questi giorni anche grazie alla settimana sociale, con la speranza che l'infiorata che adorna le vasche di fronte alla concattedrale Gran Madre di Dio siano di buon auspicio per il futuro. Andrea Tedeschi, TGR Puglia. Restiamo nel capoluogo ionico. Il Tribunale di Taranto ha disposto la revoca del sequestro dell'altoforno 2, misura che era stata presa in seguito alla morte nel 2015 dell'operaio 35enne Alessandro Morricella, travolto da una fiammata. Un passo avanti per il siderurgico di Taranto, ma per i lavoratori e le associazioni del territorio sono ancora tanti gli interrogativi sul futuro. I magistrati hanno revocato il sequestro dell'altoforno 2, deciso dopo la morte di un operaio nel 2015, colpito da una fiammata. All'azienda fu concessa la facoltà d'uso, con l'obbligo di adeguamenti sulla sicurezza, ora completati. Per il segretario della UILM di Taranto, Antonio Talò, è sicuramente positivo che l'impianto sia stato messo a norma, anche se non cambia molto sul piano produttivo, ma tutta l'area a caldo, ricorda, continua a rimanere sotto sequestro per motivi ambientali. Il punto, secondo i sindacati, è poter conoscere e discutere il piano industriale con il governo, perché, dicono, per la transizione ecologica dell'ex Ilva siamo ancora agli annunci. Solo qualche giorno fa il ministro dello sviluppo economico, Giorgetti, ha assicurato che il progetto di rilancio arriverà a breve, aggiungendo che per la svolta green ci saranno investimenti fino a 1,5 miliardi. Ma nel capoluogo ionico anche le associazioni in difesa del territorio mostrano scetticismo. Alessandro Marescotti, attivista e pioniere della battaglia ambientale, sottolinea che la messa in sicurezza dell'altoforno 2 non incide molto sulla situazione generale della fabbrica, che presenta tante criticità. Manca una valutazione per garantire che lo stabilimento sia inoffensivo sul piano sanitario. Per Marescotti produce ancora malattie e morti oltre i limiti accettabili. Gianvito Lovecchio, TGR Puglia.
Il Covid, 167 nuovi casi positivi registrati nell'ultimo bollettino, un decesso. Intanto sul fronte vaccini la Puglia supera la quota di 6 milioni di dosi somministrate. Chiediamo ai cittadini pugliesi ancora titubanti di fare un ulteriore sforzo di fiducia. La vaccinazione è l'unico mezzo che abbiamo per lasciarci la pandemia alle spalle, dice l'assessore alla sanità Lopalco. Quanto al vaccino antinfluenzale si potrà fare anche in farmacia, dopo che a Roma è stato approvato un protocollo d'intesa in conferenza Stato-Regioni per aumentare le possibilità di cura per i cittadini. Chi non ha patologie potrà acquistare il vaccino e farselo somministrare direttamente in farmacia, mentre per chi ha patologie è comunque assicurato in forma gratuita. In Puglia nascerà una banca dati per contrastare lo smaltimento illegale dei rifiuti e proteggere l'ambiente dall'inquinamento. Tutto questo grazie a un accordo tra forze dell'ordine, gestori ambientali e Camera di Commercio. Sentiamo di che si tratta. L'intesa è stata firmata alla Camera di Commercio di Bari dal Comitato Nazionale dei Gestori Ambientali e la loro sezione pugliese e i Carabinieri Forestali pugliesi. Il fine è mettere l'ampio database dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con 166.000 imprese iscritte a servizio dei Carabinieri affinché possano svolgere indagini sulle attività economiche nella gestione dei rifiuti. Sentiamo il generale Antonio Danilo Mostacchi, comandante regionale dei Carabinieri Forestali Puglia. Rappresenta un passo decisivo e importante per il potenziamento dell'attività di controllo per contrastare l'illecito smaltimento dei rifiuti, il traffico illecito degli stessi materiali e quindi ridurre e contenere l'inquinamento ambientale. Il protocollo poi permetterà di realizzare un'app sviluppata da EcoCerved che consentirà, semplicemente inquadrando con lo smartphone la targa del mezzo di trasporto dei rifiuti, di risalire immediatamente all'impresa e a tutte le sue autorizzazioni in materia di ambiente. Una circolarità virtuosa a beneficio dei cittadini. Carlotta Balena, TGR Puglia. Le spiagge pugliesi diventano il campo di gioco di una speciale partita di pallavolo nel segno del rispetto dell'ambiente. Sentiamo. La schiacciata o il muro vincente questa volta arrivano dal mare e assegnano un punto per l'ambiente. Ecco come una rete di filo riciclato e recuperata dai fondali diventa il campo di gioco per i 20 ragazzi che frequentano il centro diurno dell'Opera Don Guanella, come spiega il direttore Don Enzo Bugea. Questa rete di pallavolo la utilizzeremo nel nostro piazzale di attività per far giocare i nostri bambini. Lo sport è fondamentale di inclusione sociale, educa i nostri bambini alla crescita umana e soprattutto alla integrazione tra di loro. Linea Gialla, l'iniziativa della Federazione Pallavolo in collaborazione con Mare Vivo, ha fatto tappa a Torrecanne, dove i giovani atleti delle società dei volley del territorio si sono dati da fare per ripulire un tratto di spiaggia all'interno del Parco regionale delle Dune Costiere. A coordinarli un testimonial d'eccezione, il coach della nazionale Fefe De Giorgi. Io sono salentino e quindi mi fa piacere essere qui oggi doppiamente. Credo che mi fa piacere anche perché in questa iniziativa ci sono valori importanti. Ecco, la sostenibilità, c'è il valore della condivisione, dell'attenzione, insomma tutto verso l'ambiente, come noi cerchiamo anche di essere attenti verso i nostri giocatori, verso la squadra. Un progetto voluto dal presidente FIPAF Giuseppe Manfredi, anche lui pugliese, con le prime 2 tappe che si sono svolte in Sicilia e a Bologna. Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. Da Buckingham Palace al Salento, l'attrice inglese Helen Mirren, Oscar con il film The Queen sulla regina Elisabetta, riceve un riconoscimento prestigioso nella terra che ama. Grazie alla Università per questo grande onore. Così Helen Mirren, l'attrice britannica residente da anni a Tigiano nel Capo di Leuca, ha accolto il titolo di ambasciatrice dell'Università del Salento, conferitole a Lecce per il suo costante impegno nella promozione culturale, ambientale e paesaggistica di un intero territorio. Io ho sempre amato l'Italia per i film, la moda, la lingua e la cultura in generale. Vivendoci ho compreso la natura straordinaria degli italiani e soprattutto delle popolazioni del sud e penso che siano davvero speciali. Un rapporto profondo il suo con questa terra, come ha ricordato il rettore Fabio Pollice, che le ha chiesto di diventare madrina del piano promosso dal DAIS di riforestazione del Salento colpito dalla xylella, ma anche di avviare progetti di internazionalizzazione assieme all'Ateneo. Ascoltiamo il rettore. Questa terra ha avuto già ormai un eco, internazionale, e questo non può che farci piacere, ma noi abbiamo bisogno di proporla non soltanto dal punto di vista turistico, dobbiamo proporla come luogo in cui si costruisce
la conoscenza, si costruisce il sapere. Ecco perché la vogliamo ambasciatrice anche di questo e vogliamo sviluppare con lei progetti di internazionalizzazione. Un appello subito raccolto dalla Mirren. Lo spero di poter contribuire per quello che posso e sono orgogliosa di poter parlare dove e quando potrò dell'Ateneo. Da Lecce, Antonio Gnonti, GR Puglia. È tempo di weekend e adesso quindi le previsioni del tempo con il nostro esperto di Rai Meteo. Buon venerdì a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. Correnti umide sud-occidentali precedono l'arrivo di una perturbazione sull'Italia che risulterà più attiva sulle nostre regioni tirreniche e centro-meridionali, mentre la Puglia sarà lambita da questa nuvolosità in prevalenza alta e sottile, quindi di scarsa consistenza almeno per quanto riguarda le prossime ore. Poi tra il pomeriggio e la serata le nubi tenderanno a intensificarsi sul Foggiano, qui oggi la possibilità di qualche locale breve piovasco, altrove tempo asciutto seppur spesso nuvoloso e temperature in ulteriore aumento, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi nel corso del pomeriggio, soprattutto in Capitanata e lungo la costa adriatica. Le correnti saranno moderate di scirocco, rinforzi soprattutto sul versante ionico, quel mare risulterà mosso, poco mosso l'Adriatico. Nella giornata di domani, sabato, cielo irregolarmente nuvoloso, schiarite si alterneranno a nubi sparse e la possibilità di qualche pioggia o locali acquazzone sul Foggiano, le Murge e il Salento. Domenica invece cielo molto nuvoloso su tutta la Puglia, la possibilità di precipitazioni a carattere sparso. Con questo è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ed è tutto anche per questa edizione del giornale radio. Prossimo appuntamento con il GR a 12:10. Potete ovviamente continuare a seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social. Da Danilo Giannese in studio e Alessandro Grasso in regia, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.